grazie a Paolo Pizzolato. Buonasera a tutti, buonasera direttore, buonasera. Ben ritrovato. Che tutte le infrastrutture hanno comunque bisogno di manutenzione, non solo il Mose, questo ci suggerisce un altro telespettatore da casa. Paolo Pizzolato, però ci sono anche comunque aspetti positivi, insomma, del Mose. Sì, sinceramente è stata un'opera che a me non è mai piaciuta. Non è mai piaciuta perché è nata vecchia, giustamente come prima è stata fatta osservare. Non è mai piaciuta perché è nata vecchia e perché si ferma a un'attività di copertura per le maree fino a 130 cm. Uno non può pensare che le maree per tutta la vita si fermano tutte quante a 130 cm. Per cui chi ha avuto la bella idea di metterlo in moto dopo anni di progettazione, dopo anni di soldi e non si sapeva mai come andasse a finire, avrebbe potuto almeno apportare una modifica in modo da fare che le paratie, che secondo me possono essere giustamente, come dice lei direttore, modificate in qualsiasi momento, per cui almeno la positività. A scanso di qui, il direttore è unico. Abbiamo così un po' convenuto insieme. Ci abituati. Abbiamo convenuto che sono direttore FF, quindi facente funzioni per qualche giorno. Ogni modo, dicevo, un'opera che ha 800 milioni di euro di manutenzione all'anno, 800 milioni di manutenzione all'anno, se questo studio Dica Foscari prevede che fra un 36-34 anni, diciamo, possa esserci questa problematica, in teoria, visto i tempi della politica, sarebbe bene mettersi in moto subito. Allora, cosa penso? Penso che i soldi destinati da parte di qualcuno al ponte sullo stretto andrebbero un po' vincolati a dare una mano a Venezia e non a buttare un'opera che per adesso è assolutamente inutile, non serve assolutamente a nulla se non fai le strutture primarie. Salvare Venezia penso possa essere una priorità, per cui secondo me la politica tutta e i tecnici che sono dati da fare o quelli che verranno più giovani, logicamente più esperti di quelli che hanno confezionato il Mose, potrebbero iniziare già da adesso a capire come si possa fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. I veneziani una volta scavavano i rii. Io capisco che nel 2024 qualcuno potrebbe mettersi a ridere per questa frase da parte del sottoscritto, però sinceramente anche a quell'epoca avevano le maree e non mi ricordo, in base agli scritti che ci sono e gli studi che sono stati fatti, che ci fosse la problematica come adesso. Allora dico, va bene, qualcuno parla di cambiamenti climatici, io a questa cosa non credo assolutamente. Qualcuno parla di maree che sono cambiate, eccetera, eccetera, per carità di Dio, senza dubbio. Ma allora iniziamo già adesso a preoccuparci, oppure tutta la politica, perdoni lo sfogo personale, anche un po' malsana, che ha corso dietro al Mose nel corso degli anni, e lei capisce perfettamente cosa intendo dire per malsana, tutti capiscono cosa intendo dire, e i soldi sprecati e buttati per fare un'opera del genere che è già vecchia in questo momento, e mi sento dire da veneziano che è già completamente obsoleta ed è già superata, logicamente lascia molto a desiderare. Stavo facendo una piccola battutina di spirito, speriamo che l'invenzione del sindaco di Venezia con i 5 euro che prende per i turisti a Venezia possano incrementare un po' le casse per cercare di fare in maniera di darsi già da fare, almeno con qualche studio primario da parte del Ca' Foscari per un venire completamente diverso, per un futuro completamente diverso con il Mose. Però sinceramente è una cosa che lascia perplessi, che lascia un po' scioccati e che sinceramente crea anche un po' di umorismo, secondo me, da parte di questo paese nei confronti dei paesi esteri, perché secondo me se qualcuno ve lo verrà a sapere domattina o i prossimi giorni si metteranno anche un po' a ridere, visto che questa opera è considerata gigantesca, è assolutamente utilissima per Venezia, e poi adesso andiamo a dire in Europa che questa è un'opera che fra un 30-40 anni non servirà più a nulla. Cioè, cosa fanno? Ci danno i soldini anche per quest'opera qui? Adesso iniziamo a mettere insieme alcune cose e anche alcuni numeri, che sono le cose importanti visto che si parla di soldi. Per poter parlare di Venezia, giustamente come è stato osservato la seconda domanda, in Europa, bisogna essere forti in Europa. Contrariamente a quello che pensiamo, e tanti telespettatori possono pensarlo, noi non siamo assolutamente forti in Europa come qualcuno ci vuole fare credere. Proprio non siamo assolutamente forti. Prova ne sia che nel momento esatto in cui dovevamo portare a casa i soldi del PNRR, soldi nostri che noi avevamo versato in Europa, per cui non era l'Europa che ci prestava i soldi, sono i soldi nostri che ogni anno mandiamo in Europa e che certe volte vengono utilizzati per altri scopi, per altre cose. Farò un passaggio poi sull'Ucraina, soldi completamente spreparati per dare una mano a un paese che non faceva nemmeno parte dell'Europa. In questo momento qualcuno dice, perfetto, mandiamo i nostri deputati europei in Europa, parliamo di Venezia e solleviamo un tipo di problematica. Allora, innanzitutto in Europa si metteranno a ridere perché lo studio prevede, forse sarà nel 2060. Pensate voi quanti personaggi, quanti deputati europei passeranno sotto i ponti come l'acqua fino al 2060, perché uno dice, e deve essere un problema mio adesso.
Seconda cosa, ripeto quello che ho detto all'inizio, bisogna essere forti in Europa per portare il progetto, per portare l'argomento in Europa. Noi abbiamo aspettato i soldi del PNRR perché i paesi frugali, cioè fra virgolette, quelli che non contavano un fico secco all'interno dell'Europa e che si sono aggiunti in ultima e che tutti abbiamo voluto senza essere pronti ad accoglierli, si rifiutavano di approvare il progetto per erogare i soldi all'Italia che aveva bisogno e che aveva presentato dei progetti. Perché si rifiutavano di far questo? Perché noi in Europa siamo conosciuti come persone che in 100 miliardi che ti danno, 35 miliardi vanno a buon fine perché le opere vengono fatte, 35 miliardi fanno 70, vengono sperperati in burocrazia dove si intoppa completamente tutto, si ferma completamente tutto e non sappiamo più come fare a darli indietro, e 30 miliardi finiscono nelle mani della mafia, che tutti sanno che è il peggior gestore, ma quello più intelligente di tutti, che si occupa in Italia di tutte le opere pubbliche. Per quello si rifiutavano di fare in maniera che potessero essere erogati i soldi. Pensate voi che faccia e che nome abbiamo noi in Europa, perché proprio tutti dicono, ed è vero questa cosa qui, perché siamo gli unici esportatori di mafia e quello che abbiamo dentro. Abbiamo visto in questi giorni, non serve neanche parlare dei titoli di quello che è successo in Liguria, di quello che è successo in Puglia, perché è ogni giorno così. Ogni giorno la politica viene sporcata, viene sporcato lo Stato italiano, viene sporcato il popolo italiano in continuazione, e ci invitano anche ad andare a votare. Ci invitano ad andare a votare. Vorrei sapere per chi dovremmo votare da mandare in Europa, perché vorrò vedere chi si occupa di poter portare la problematica di Venezia. Altra cosa, giustamente, come è stato fatto notare prima, giustamente il Mose è un'opera nazionale che bene o male tenta di salvare Venezia, un'opera nazionale che ha avuto le sue problematiche, eccetera eccetera. Probabilmente potrebbe essere che con l'autonomia o l'indipendenza, cosa alla quale il sottoscritto è legatissimo, potrebbe anche essere che qualcuno ci dica adesso arrangiatevi, avete voluto l'autonomia, avete voluto una parte di indipendenza, con i soldi che vi restano vi arrangiate per manutentare, per crescere il Mose, per allungare le paratie, perché non basta più questo, non basta più quell'altro. Potrebbe anche essere, ma allora la domanda è: ma allora il Mose è a livello nazionale? E di nuovo vado ad attaccare ancora questo argomento perché sono incazzatissimo con questa storia di questo progetto funambolico. Diciamo, dobbiamo fare la ferrovia, allora sul ponte dobbiamo fare il ponte sul tetto di Messina, perché allora questa cosa va bene. Ma vi rendete conto che per venire qui abbiamo passato strade, diciamo, dalla riviera del Brenta per venire qui nella zona di Treviso, che hanno di quelle buche che sono pazzesche, e sapete perché le stanno mettendo a posto? Le stanno mettendo a posto perché passa il Giro d'Italia, perché se non passava il Giro d'Italia le buche restavano lì. Abbiamo gente che muore in motocicletta perché prende una buca e cade per terra, e ci stiamo preoccupando di questo o di quell'altro. Bisogna essere forti per presentare progetti, bisogna essere coscienti per presentare progetti, bisogna andare in Europa non per andarsi a fare i fanghi e andare all'interno delle spa, bisogna lavorare in Europa quando si va a fare i deputati, bisogna candidarsi sapendo che si va in Europa a lavorare, non candidarsi per fare il tirapacchi, il tiraborse di qualche partito politico per poi restare a casa perché tanto l'orticello l'abbiamo. Se si va in Europa si deve essere seri, si deve presentare qualcosa, non sentire che sul giornale viene pubblicata la fotografia di un deputato europeo o di un deputato italiano dicendo che in 5 anni non ha mai proposto nessuna interrogazione, nessun emendamento e nulla, e quello lì è andato a percepirsi 12.500, 14.500 euro al mese, diciamo, come deputato europeo, non ho mai presentato un'interrogazione da parte dell'Italia. Questa è vacanza pagata, e paghiamo noi che stiamo diventando sempre più poveri per queste cazzate qui che stiamo facendo in continuazione. E continuiamo a parlare ancora di Europa. L'Europa Green, vi permetto l'ultimo passaggio, l'Europa Green che ci dice di ristrutturare le abitazioni, dove va una spesa da 20 a 40, 60, perfetto, io che mi occupo del settore edilizio, dei mutui all'interno della banca, ma chi li ha 60.000 euro in questo momento a tirare fuori per la casa? E poi mi parlano di green, lo sapete come si fa a far diventare una casa green? Ci metti il cappotto, allora col cappotto passi di categoria, dalla E la porti alla D, come quella mia praticamente, ma il cappotto è polistirolo. E questa sarebbe la casa green. Allora ci vorrebbe qualche cervellone che studiasse prima cosa vuol dire green, non quei 4 baracoccoli che abbiamo adesso che comandano in Europa, che si preoccupano di più di fare in maniera che l'Ucraina entri a far parte della NATO e giù soldi e giù miliardi, o di portare di qua tutto e non fare in maniera invece che i paesi abbiano un po' di produttività o di industrializzazione a livello di come può essere un progetto per le famiglie, per le scuole, per i pensionati, cosa che da quando è nata l'Europa nessuno ha mai studiato né pensato. Si
parla solo di incamerare soldi e spendere soldi, poi scegliono gli altri come spenderli, perché noi non c'entriamo nulla, per cui detto anche così, diciamo un po' focosamente, sinceramente se questa è l'Europa che deve andare avanti, io mi dispiace, ma l'europei non andrò a votare, sapete perché? Perché non c'è nessuno che merita di andare avanti, perché se i ragionamenti in Europa sono questi, conviene andare via, lasciarli a casa e consumare i nostri soldi internamente al paese, salvare Venezia, fare il ponte sullo stretto di Messina e adattarci a fare le opere a casa nostra senza chiedere il permesso agli altri con i soldi nostri. Perché sappiamo perfettamente che il 40% delle emissioni avvengono magari per le case vecchie, quindi quel cappotto che si diceva prima è importante che venga fatto. Mettere la plastica attorno alla sua casa, il polistirolo attorno alla sua casa, questo è il green d'Europa. Prova ad andare in Cina e in Russia a vedere che green hanno. Lei è convinta che la casa green con il polistirolo attorno sarà quella che salverà l'umanità? Ok, va bene, la ringrazio. No, per carità, ognuno ha il proprio pensiero, signora, per carità. Forse bisogna anche essere interessati e introdotti nel settore già a volte per sapere il green cosa vuol dire, per passare di categoria. Paolo Pizzolato. Alcuni step, mi riferisco a alcuni argomenti che sono stati toccati prima e tralascio quello sul granchio perché avrei interesse sinceramente a informare chi ci sta guardando di alcune cose. Prima abbiamo parlato di fare in maniera di cercare di salvare Venezia. Bisogna ricordare che eventuali miliardi destinati a Venezia purtroppo in questo momento non sono tutti destinati a Venezia, perché Venezia vive anche con una linea periferica che è Mestre, che sappiamo che in questo momento sta avendo una vita molto difficile. Avete visto i fattacci che sono successi, baby gang che si battono lungo i corsi eccetera eccetera, per cui Venezia avrebbe un peso economico notevolmente inferiore perché dovrebbe dare una parte dei soldi destinata a lei e al suo salvataggio anche a Mestre che fa parte della sua zona. Per cui fino a quando Venezia non resta da sola, autonoma, una chicca a livello mondiale, è difficile cercare di intervenire o di convincere qualcuno a livello mondiale di intervenire per Venezia. Prima cosa. Oggi per televisione hanno pubblicato dei dati, passo da un'altra parte. Sinceramente sono rimasto allucinato anch'io perché non pensavo, io non mi posso permettere un'auto nuova o un'auto elettrica, per cui compro sostanzialmente sempre auto usate, 6 anni, 8 anni, 10 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni e me li porto fino alla demolizione. Sono rimasto sinceramente sorpreso venendo a conoscenza che il Ministero ha pubblicato i dati delle nostre auto dove il 25% di automobili o di mezzi, chiamateli come volete, sono tutti mezzi superiori ai 14 anni. Gli altri mezzi vanno, un 50% invece vanno da mezzi che hanno dai 12 ai 14 anni. Per cui io sinceramente, io che mi sentivo un po' pellegrino, avere sempre questa auto usata, vedo passare ogni tanto quella elettrica, quella ibrida di qua e di là, mi sono reso conto che faccio parte della normalità e che sono gli altri che invece hanno qualche soldo in più o vogliono spendere qualche soldo in più o si permettono qualcosina di più, diciamo, per avere quest'auto che ecologicamente parlando dovrebbe essere superiore a quella mia. E questo è un dato di fatto. Poi faccio un intervento, giustamente Gottardo prima ha fatto due analisi molto delicate. Oggi è stato parlato che circa 250 medici nel corso del primo trimestre del 2024 sono migrati in Germania, Inghilterra, Svizzera e Paesi Bassi, perché lì si trovano meglio con il lavoro, meno pericolo e redditi sostanzialmente più notevolmente superiori. Altra cosa, io lavoro in banca. E quando si parlava prima dell'intervento sulle case, dei bonus fabbricati, del cappotto, di questo e quell'altro, i 60.000 euro, 70 al massimo, che potrebbe costituire la spesa massima per mettere a posto la casa, la gente viene da me che è preoccupata. A me questo mese è arrivata una bolletta del gas di 499 euro, di cui 211 di gas, tutto il resto di imposte. Voi pensate che veramente gli italiani, tutti gli italiani, abbiano tutti i soldi per poter programmare una ristrutturazione o un restauro della casa per farla passare di categoria? Perché bisogna anche ricordare agli italiani che se hai una categoria bassa non puoi né affittarla né venderla. Ultimo micro passaggio, mi perdoni, permetta questo, forse qualcuno non lo sa e queste sono le cosine che arrivano in banca tramite la Banca d'Italia, che è arrivata una nota non dolente, assolutamente da impazzire, perché è un dato che mai avrei potuto vedere sopra la mia scrivania, se posso l'ultimo secondo. Sì. Per la prima volta la povertà al nord supera quella del sud, tanto perché si parla sempre di locomotiva, nord-est, Veneto, eccetera, eccetera. In un decennio il numero di famiglie in povertà assoluta è raddoppiato al nord, passando da mezzo milione a 1 milione. Si parla di 1 milione di famiglie in netta difficoltà. Le famiglie povere in tutta Italia sono 7 milioni, quelle medio povere sono 14 milioni, tanto perché lo sappiate.
Nel 2014 le famiglie povere erano il 4,2 al nord e il 9,5 al sud. Nel 2024 il nord è arrivato a quota 8%, mentre il sud è salito al 10,3%, per cui nel 2024 è stata una catastrofe che pensiamo tutti di essere bravi, belli e buoni. Questi sono dati che sono prodotti a noi bancari da parte della Banca d'Italia, e per cui li potete anche trovare, se volete l'articolo ve lo fornisco. Ci si chiede come possa essere stato possibile. La risposta politica è che queste sacche di povertà al nord non sono state intercettate dal reddito di cittadinanza, che rispetto al sud ha sfruttato al massimo i favori di questa legge. E sapete perché? Perché il reddito di cittadinanza, come è successo, che a Napoli e a Palermo hanno fatto gli stessi identici numeri come se fossimo stati in Veneto, hanno delle categorie particolari e la possibilità particolare di poter usufruire del reddito di cittadinanza, proprio perché sostanzialmente i redditi sono completamente diversi e a loro spetta un'agevolazione superiore rispetto a chi vive al nord. E questa è la situazione nazionale. Un tema sicuramente da approfondire. Grazie a Paolo Pizzolato. Buonasera a tutti, buonanotte a tutti.